La Polizia di Stato è presente a questa iniziativa che l'Istituto Foderà sta facendo oggi per ricordare nel giorno della memoria. Come? Io rappresento il Questore a questo evento e siamo stati invitati per parlare del tema che ci riguarda direttamente, che riguarda direttamente questa provincia, il tema dell'immigrazione, strettamente collegato al tema della Shoah e del razzismo e dello sfruttamento delle persone in ragione di una presunta inferiorità. Affronteremo con i ragazzi le problematiche relative proprio allo sfruttamento subito da chi è oggetto di tratta e cercheremo di commentare con loro i casi di cronaca più noti, più conosciuti, riguardo ai quali l'intervento della Polizia di Stato è stata determinante per assicurare gli sfruttatori alla giustizia. Ho coordinato questo lavoro per ricordare in questa giornata mondiale, il 27 gennaio, la giornata dedicata alla memoria, allo sterminio che c'è stato degli ebrei, però l'abbiamo attualizzato parlando anche dello sterminio, tra virgolette, anche dei nostri emigranti che scappano dalle guerre e che chiaramente non possono stare nei paesi nativi. Quindi abbiamo parlato di razzismo ieri con gli ebrei e razzismo oggi con gli emigranti. I ragazzi hanno presentato diversi lavori, chi con una poesia di Primo Levi, Questo è un uomo, chi con una canzone La vita è bella, che ha realizzato un video sul dramma degli emigranti, chi invece ha parlato proprio prettamente dello sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. L'ICS è qua per la promozione della cultura, ma soprattutto per dare uno sguardo a quello che è una storia tragica, quella che ha interessato comunque un tempo non lontanissimo. Noi dobbiamo essere qua, siamo qua, dobbiamo sempre ricordare ai ragazzi quali sono le cose buone e quali sono le cose cattive della storia, le cose cattive proprio per evitare che possano ripetersi nel futuro. È importante per sensibilizzare comunque i ragazzi, qualsiasi età abbiano, e ricordare appunto per non commettere di nuovo certi sbagli.